ne speciale sta cravatta? Te ne speciale sta cravatta? Te l'ho spiegato un sacco di volte, ma tu niente. Capatosta, non capisci. La cravatta è un elemento importantissimo dell'abbigliamento maschile, un accessorio fondamentale, anche se sembra un prodotto semplice da fare, è uno dei prodotti più difficili, perché le cose semplici sono quelle più difficili, come gli spaghetti col pomodoro. Tu e se fai spaghetti col pomodoro? Certo che so fare gli spaghetti col pomodoro. Non ne sai fare e fai una schifezza gli spaghetti col pomodoro. Ma come è fatta sta cravatta? Guarda, vedi? Scende dritta, dritta. Che vuol dire? Vuol dire che è tagliata a 45 gradi e quindi è una cravatta di qualità che quando ti fai il nodo scende dritta. Le cravatte che non sono buone, quando le metti così, girano. Ma non è chiesto io. Poi ti faccio vedere anche un'altra cosa, guarda questa cravatta è cucita con un solo filo, unico, rosso, sempre rosso, a mano, tutta quanta, e il filo è unico. Alla fine noi lasciamo sempre questo cappettino, vedi? Questo cappettino serve perché la cravatta la sera quando te la togli è un po' mappucciata, no? Sono tutte le pieghettine, capito? E invece questa qua ti serve per stirarla. La cravatta non si stira col ferro, mai, mai, mai. La cravatta, vedi, si stira così, guarda. Vedi? In questo modo la seta si rilassa, tu la lasci qualche ora così, poi manualmente, piano piano, la vai a stirare. Hai capito? Guarda. Poi, per sicurezza, prima di andartene a dormire, giri la cravatta così, in modo che si finisce di stirare, la lasci sul comodino e la mattina è perfetto. Che stai?